Bella raga, ciao a tutti nel commento veneziano ragazzi. Siamo alle Man. 18° posto in qualifica sotto un diluvio clamoroso come in gara. Prima gara sotto il diluvio è un po' difficile. Ho completato lo sviluppo del motore, quindi positivo. E niente, andiamo, cerchiamo di fare qualche punticino anche qua. Dopo le masse abbiamo il Mugello e poi iniziano le gare un po' più morbide per Veneziano. Ok. Ancora pole per Clark, ragazzi. Clark Kent, no. Guarda che diluvio. Mamma mia. Ragazzi, pioggia battente alle mani. Alle mani piove tanto, però, E partiamo alla Che Guevara. Partiamo anche in una posizione non proprio favorevolissima. Chissà, ma con la pioggia, però gli avversari vanno proprio pianino. Incidente. Danilotto, fioi. Ma quante cadute, ne approfitta il Come che è settimo. Ne approfitta il Come che è settimo. Ma relax, come relax. Partenza perfetta. Stiamo tranquilli adesso, stiamo tranquilli. E che il veneziano può diventare il mago della pioggia. Il veneziano è strano alle masse, può vincere e arrivare ultimo, lo sapete. Un po' come a Jerez. Però le masse è più pazze. 5 position. Sto sfruttando veramente tante cadute davanti. Finalmente hanno messo le cadute anche per gli altri, no? 4 position ai piedi del podio, ma manca ancora una vita. Mancano ancora 3627 anni. Non mi accontento anche del quarto posto, fioi. C'è tempo per i podi, c'è tempo per tutto. Adesso solo relax, come dicono, relax. C'è Vasquez e Oliva, fioi. C'è Francuzzo, Vasquez e Oliva. Possiamo fare qualcosa di grande, ma stiamo calmi. Mamma che tensione, mamma che tensione. Ancora record, giro record di Clark Kent, ragazzi. Questo dobbiamo assolutamente ci dobbiamo procurare un po' di kriptonite, se no è impossibile. Giro record di veneziano, record del Cube. Un record di veneziano pazzesco, bellissimo, qualcosa che va al di là di tutto. Bravo Kume, un Kume veramente stoico, un Kume in ogni caso grandioso, appunto. Sotto un diluvio assassino. No, i cordoli sono bastardi, lo sapete, soprattutto con la pioggia. Mamma che diluvio, mamma che diluvio. Siamo vicini al podio, ma la paura supera la voglia di prenderlo, mamma mia. Quanto poi sarebbe fondamentale per anche i soldini, per avere una moto migliore, mi danno tanti crediti. E credo che con un podio ancora di più, su questo non ci sono dubbi. Mamma mia, ho sentito la moto partire. E c'è Oliva a tiro comunque. Dai, fai tutti insieme, Kumen da fans, i Kumendiani. Cioè, quelli che mi seguono da quando avevo 3 iscritti. Dai, vecchio mio, dai. No. Mamma che tensione. Mamma che tensione. Inizia il final lap comendiano e siamo a un passo dal podio. Giro record di Kent. Fastest lap di Clark Kent. Adesso la concentrazione è massimale. La concentrazione è realmente massimale. Lotta tra Vasquez e Oliva. Dall'ex Palermo e Oliva, dai. Forse ci proverò almeno un sorpasso proverò a farlo. Comunque il podio è un passo. Bisogna anche rischiare a Fione la moto, se no è vero che un quarto posto è pesantissimo, però
Sarebbe tanto bello finire sul primo podio stagionale. Comunque Kent è una bestia, mamma mia. È lungo, purtroppo un po' lungo qua. Attenzione però esco bene, però forse esco bene. Oliva, siamo contro Oliva, dai ti prego. Dai provaci come, provaci almeno tenta una bozza, la bozza di sorpasso. Eccoci qua. Siamo là, Fio, siamo là. Siamo là, porca puttana. No? Lotta con Oliva, lotta con Oliva. Oliva la meglio. Ultima chance. Ultima chance. Final chance. Final chance. Final chance. E forse arriva il primo podio. Primo podio per il Come. Yes. Yes. Sì, cavolo, sì. Primo podio. Primo podio. E godo, nuovo casco. Yes. Yes. Gara perfetta. Gara perfetta. Un terzo posto che fa bene al suo morale. Eccolo con il nostro mandarino. Conferma che il suo pacchetto è competitivo. Il mio pacchetto è completo, Fiois. Godo. Eccolo qua ragazzi, veneziano dopo il primo podio, Fiori si è gasato, il primo terzo posto in carriera, Sigone. Eccolo qua, ha voluto veramente omaggiare l'Italia con la moto tutta italiana, ragazzi, è stupendo il veneziano, veramente un qualcosa che va al di là. Tracciato bagnato, ma non più, cosa molto curiosa. Vai Fiori, Gran Premio d'Italia. Vediamo se il veneziano riesce a confermare la bella gara di Le Mans. Mamma mia, qualcuno ha rischiato tutto. Vai Comandone, siamo già 14esimi, stiamo recuperando position, 4 posizioni recuperate, ben 5 in 2 curve, molto bene. Ecco c'è Happy Meal adesso, ragazzi, sono gasato a bestia, finalmente mi sento gasato su una serie perché avevo proprio voglia di giocare a MotoGP. Questo è un gioco che diciamo che insieme a Fly mi ha lanciato tanto anche in passato, perché quando l'ho cominciato a registrare veramente in pochi lo facevano MotoGP, ho cominciato col 0.8, quindi lo sapete, questo è sempre un motivo di orgoglio per me, nel mio piccolissimo, ma grazie a voi che mi seguite, Fly. Però non ho un gran ritmo, c'è poco da fare. Ho un ritmo che non mi piace. È molto strano perché il Mugello è una gara strana, cioè una gara che alla fine ho più risultati negativi che positivi, però boh, a livello di cioè come conformazione del circuito dovrebbe essere favorevole a me, invece non sarà che sento la pressione, gara di casa, non so, ci sono le ombrelline zoccolone, no? Tutte queste cose qua. Qua sto veramente facendo fatica, va bene, calma, relax, non devo aver fretta assolutamente, lo sappiamo. Comunque tanti mi hanno detto di non cambiare moto, cioè di cambiarla ogni anno, che se non è reale. Facciamo così, soltanto io ne voglio fare tanti di video, quindi non è un problema per me. Con 2 gare a video ne facciamo tanti di stagione. Mamma come è uscito il Come? Cosa ha fatto il Come? Non so neanche io come, ma come sono uscito? Come è uscito il Come da quella curva? Ha recuperato tantissimo. Voglio il malesiano di merda, però lo voglio, cazzo. Rosy Binder, Fiore Rosy Binder, dai. Ci sono 2 Rosy comunque, Fiore, veramente. Perché io seguo la MotoGP, onestamente Moto 3, Moto 2, seguo pochissimo. Anche perché comunque lo sapete che io sarei più per la Formula 1. Però è chiaro che le moto sono sempre le moto. È lunghissimo. Questo è un errore da non fare. E il bastardone di Enea rompe le balle. Il piccolo Enea. C'è veramente un treno di impressionante qua. Se superiamo questo ne superiamo tanti. Dai Fiori, crediamoci, dai Vettel. Che Rosy Binder, c'ho con quel culone, mi spacchi i maroni. Ma stavo prendendo la moto, mamma mia che rischio, tipici rischi comendiani.
Se riesco a uscire bene da quella curva come prima, sono dolori per gli avversari, Dai, cazzo, il cuore batte forte al Mugello. Ok, bene, se ci consolidiamo su queste posizioni, il team Gondola Bastianini sente il derby italiano, non accetta, si sentiva lui un importante per i colori italiani, ma questo ragazzotto sta conquistando il mondo. Però mi ha superato, vaffanculo bastardo. Non ho un gran ritmo, non c'è niente da fare, l'avevo visto subito in qualifica. Non c'è il setup, come si suol dire in inglese puro. Questa è la curva che in MotoGP mi ha sempre dato problemi. Guarda Bastiani, guardalo, un uomo, una merda. Giampaolo Bastiani, l'Enea nazionale. Ecco la mia curva, ecco la curva del Cube. Come la interpretiamo? Come la interpretiamo? Come la interpretiamo? Mesbah, c'è il Mesbah. Dai come, go Cube, go Cube, go. Dai. Prendiamo la scia. Vai. Clark Kent intanto. Madonna, Clark è una roba devastante. E siamo al 7° posto. Si sta esaltando il pubblico italiano nel vedere un pazzo in moto. No, qua è esagerato. E mi salvo però. Mi salvo alla grande. Ho perso le posizioni, ma non importa. Mi sono salvato e ho fatto una gran cosa. Veramente una gran prodezza cumendiana. Forse sesti, se riusciamo a prendere bene quella curva e non facciamo cagate, possiamo arrivare. Ma relax. Venezia non c'è. Purtroppo è l'Argentina, c'è quel gran premio Lara. Io meno male che all'inizio, che ho tempo di recuperare, perché quel gran premio là, ragazzi. Cioè, se arrivo 20°, sono contento. Che Mugello. Comunque già primi striscioni anche da parte di ragazzine arrapate con scritto veneziano, sì, tutti noi vogliamo il tuo manubrio. Sì. Le ragazzine vogliono il manubrio. Sta un po' allontanando, sto anche per... sì, qua. Ultimo giro, non propriamente come indietro. Alla fine è stata una gara negativa che sono partito, ho recuperato 10 posizioni per il momento, sono proprio pochissime. Però è chiaro che dopo il 3° posto di Le Mans se ti gasi un po', c'è poco da fare. Però va bene. L'ho presa meno bene stavolta, peccato, forse una posizione riesco, ma forse, neanche sicuro. Anche un punto in più importante, anche mezzo punto in più. Bravissimo Kuma. Molto bene. 7th place. Finisce molto bene veneziano, recupera tante posizioni. Peccato per le qualifiche, è andato un po' male. Clark Kent vince ancora, vaffanculo lui e la sua criptonite che non ha. 7th place. Yes. Bravo. Con la nostra moto bianca rossa. Vediamo la classifica. La classifica ci vede all'8° posto con 46 punti. Molto. Sono i primi 3, sono in fuga, però 4° potrei arrivare volendo con questo ritmo. Buono, molto bene. Prossima gara mi sembra. Che prossima gara? Catalogna, forse, non mi ricordo. Raga, un saluto dal Comendone. Veneziano. Ciao!